Inizieranno finalmente a parlare e a svelare qualcosa di più a tutti: Bobore, Cabillu, Balente e le altre statue di Monte Prama. Domani nel centro restauro di Lipunti a Sassari, dove sono state assemblate, verrà sancita la fine del restauro, una sorta di conclusione ufficiale dei lavori. Ma soprattutto Regione, Direzione per i beni culturali e paesaggistici, Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Cagliari e Oristano e Comune di Cabras firmeranno un protocollo d'intesa. In pratica un documento con i programmi, anticipa la stessa Regione in una nota, di valorizzazione del complesso scultoreo e anche del sito archeologico di Monte Prama nelle campagne del Sinis. E poi ovviamente proprio a partire dai prossimi giorni le 26 statue si potranno ammirare insieme a migliaia di frammenti e modelli di nuraghe. Sono orgogliosi i sardi dei loro giganti. Pugilatori, arcieri e guerrieri sarebbero rimasti nascosti nell'oblio, chissà se non fossero stati trovati casualmente da un contadino quasi 40 anni fa a Cabras. Altro che oblio oggi, quasi mitizzati, e infatti non è un caso che l'esposizione di Lipunti prenda il nome La pietra e gli eroi.